Qual è l'importanza di questo momento di preghiera in mezzo ai malati? Ma tutti gli anni per la Madonna del Carmine nel santuario qui di Lavagna c'è un momento di preghiera per gli ammalati con gli ammalati da tantissimi anni, proprio il giorno dopo la festa liturgica. E uno degli operatori l'anno scorso mi ha detto: come mai in ospedale non si fa niente? E allora nello stesso giorno che oggi c'è stata la messa, la preghiera in santuario, abbiamo pensato di fare anche qua, in questo che è un santuario in qualche modo, perché è un luogo anche di preghiera l'ospedale, quindi di sofferenza senz'altro, si spera di guarigione. E la Madonna ci aiuta in questo, ecco, sia nell'accettazione e sia nel percorso anche di guarigione, quindi di ripresa, e quindi gli chiediamo questo. Molto spesso si dice pregare per i malati, ma pregare con i malati è un passo ulteriore avanti. Certamente sì, noi pensiamo spesso che il malato sia in una situazione totalmente passiva, in qualche modo lo è, e in alcuni momenti, ma in realtà invece da una parte a volte si ripensano delle cose durante il tempo della malattia, anche rispetto alla fede, che può essere andare un po' in crisi o riattaccarsi di più, è comunque qualcosa a che fare col mistero di Dio. E poi anche credo che non ci rendiamo conto da malati anche eventualmente di quanta quanto è importante la testimonianza di una persona che si affida al Signore nel momento difficile. Ecco, allora un malato che vive anche un momento di testimonianza in cui si affida al Signore nel momento difficile veramente incide tanto rispetto ai propri cari, alle persone che è intorno. Ecco. Quindi in questo senso sì, non è per niente passivo che è un malato.